Ciao a tutti, oggi siamo a Madrid al Círculos de Bellas Artes con il direttore Valerio. Ciao, benvenuta. Grazie. Piacere averti qui. Grazie. Oggi siamo qui al Círculos, raccontaci te, do a te la parola. Guarda, siamo in questo edificio che venne fondato un secolo fa, nel 1926, quindi questo è un anno molto importante, però l'istituzione culturale è più antica, venne fondata nel 1880 da un gruppo di scrittori, artisti, intellettuali e da quell'epoca è stata una delle istituzioni culturali più importanti di Madrid e della Spagna, con programmi culturali in tutte le aree, cinema, teatro, musica classica, jazz, abbiamo filosofia, letteratura, scienza, una scuola per artisti, una radio culturale, una casa editrice e poi una terrazza, dove andremo dopo, che è la fine del mondo. Il rooftop, la azotea in spagnolo. Azotea. Ce la farò a pronunciarlo. Siamo nella... Questa è la sala da ballo, il Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes, dove si fa il nostro carnevale ogni anno, una delle feste più spettacolari di Madrid, e con 2000 persone in costume, insomma una bellissima festa, con la cupola meravigliosa di Antonio Palacios. E qui e in tutto l'edificio il 9 maggio faremo quest'anno la grande festa del centenario del Círculo de Bellas Artes. Così gli italiani possono venire a vedere anche loro il circolo. Proprio così.